Nessuna tassa sul Mose era solo un'ipotesi. Da Roma il dietrofront del Ministero delle Infrastrutture dopo la bufera. Toninelli convoca per lunedì Zaia e Brugnaro. Le categorie economiche dicono ministro inadeguato. La vedova del turista tedesco morto in gondola a Venezia nel 2013 perde il ricorso per la richiesta di un maxi risarcimento danni. Ora dovrà pagare quasi 400.000 euro di spese legali. La sconcertante vicenda di un bambino preso di mira nello scuolabus da due ragazzine per il colore della pelle, accaduto in un comune del Trevigiano. A denunciare l'episodio la mamma. Autonomia ieri il roadshow di Confindustria che ha incontrato a Venezia i candidati alle elezioni europee. L'autonomia necessaria per l'economia, dicono i vertici nazionali e regionali, deve essere traino e non divisione. Un lupo in pieno centro d'Asiago, il video shock sta facendo il giro del web, sempre più inquietante la presenza del predatore. Intanto a Conco ennesimo capriolo sbranato. Via libera del comune, il Gay Pride torna a Treviso, corteo il 29 giugno, il sindaco leghista Conte dice visioni diverse ma rispetto dei diritti, sarà una manifestazione sobria e potrei esserci. Al via a Milano la 92esima donata nazionale degli alpini, 3 giorni di festa e domenica lo sfilamento delle penne nere che Antena 3 seguirà in diretta. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali in primo piano. Torniamo sulla bufera, il caso della tassa sul Mose, tassa che a quanto pare non c'è più. Ieri in serata è arrivato il video ufficiale del ministro Danilo Toninelli nel mirino delle polemiche in queste ore con il dietrofront. In realtà il ministro parla di confusione su quello che era stato detto, a tutti è parso un dietrofront dopo le polemiche. Intanto lo stesso Toninelli convoca per lunedì Zaia e Brugnaro proprio per spiegare l'emendamento con la gestione commissariale. Ho invitato a Roma Presidente Zaia e il Sindaco Brugnaro lunedì per fare sintesi e trovare finalmente il modo senza tassare i cittadini veneziani e i cittadini veneti come invece qualcuno ha detto e finalmente portare a completamento un'opera incompiuta come il Mose. Alla fine di una giornata a dir poco convulsa si consuma il dietrofront da Roma a Venezia. È lo stesso ministro Danilo Toninelli a ufficializzare lo stop a quella notizia che aveva provocato la rivolta veneta. La tassa di scopo sul Mose dunque? Solo un'ipotesi, una delle soluzioni allo studio, non quella definitiva. Non avrebbe affatto gravato sui veneti, peraltro, spiega Toninelli, ma su chi visita la città e gode delle sue bellezze, soprattutto gli stranieri, ed era stata immaginata come ben distinta dalla tassa di soggiorno che riguarda gli alloggi e gli alberghi. Toninelli dixit nel video diramato in serata e non sappiamo quanto in realtà abbia pesato l'attacco del Veneto e di Venezia, non solo Zaia e Brugnaro, ma anche le categorie economiche che si esprimevano così solo poche ore fa. In maniera diplomatica che è una follia, in maniera diretta che è una porcata. Guardate che in schedina è difficile fare 0 o 13, cioè è uguale, è difficile. Sto ministro fa 0 sempre. Siamo purtroppo in presenza di un ministro delle infrastrutture che non è in grado evidentemente di operare secondo i dettami del comune buonsenso ed è certamente non all'altezza del ruolo che dovrebbe rivestire. Intanto l'invito a Zaia e Brugnaro per lunedì a Roma con il sindaco di Venezia che ha già fatto sapere venga lui qui a spiegare. Nell'emendamento la tassa sparisce e resta il supercommissario. Un commissario governativo che porti a completamento un'opera che ha anni di ritardo e tanti scandali giudiziari. Secondo, la creazione di una struttura che possa manutenerla nel tempo perché sappiamo quanto costa la manutenzione di quest'opera. Intanto a proposito di tassa, ma parliamo della tassa di soggiorno, arriva da Venezia la prima condanna penale a un albergatore per non aver versato la tassa di soggiorno al comune. Una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Protagonista la titolare di un albergo in centro storico, accusata di peculato per essersi tenuta gli oltre 179.000 euro di tassa di soggiorno versati in 5 anni dai turisti che avevano soggiornato nella sua struttura. Nonostante le sollecitazioni al pagamento, l'albergatrice non ha provveduto a versare nelle casse di Ca' Farsetti il denaro che aveva intascato per la tassa e quindi è arrivata la condanna. Ma qual è allora lo stato di salute del turismo internazionale in Veneto? È un stato di salute eccellente. In totale ammontano a 6 miliardi spesi in Veneto dai turisti. L'economia legata ai flussi turistici nel Veneto è sempre in aumento, benché con velocità dimezzata, più 3,8% rispetto all'anno precedente,
più 8,4%. Il dato positivo è emerso a Treviso nel corso della 19ª conferenza L'Italia e il turismo internazionale, promossa dal Centro Internazionale di Studi e dell'Economia Turistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con Banca d'Italia. È un turista che sta scegliendo altre motivazioni, quindi il paesaggio come sistema di valori di produzioni culturali, quindi un turista che non viene solo per visitare i centri d'arte principali, ma che vede la cultura in modo molto più sfaccettato, quindi conoscere la cultura del territorio, gli uomini, le storie, le tradizioni e anche l'enogastronomia e i prodotti tipici. La crescita di ricavi in Veneto è stata trainata dalla spesa dei viaggiatori per motivi di vacanza e in particolare da quelli che si sono recati nelle località balneari e nelle città d'arte. La crescita maggiore è stata per le componenti balneari, quindi per le destinazioni balneari che peraltro hanno saputo anche offrire non solo la componente di vacanza tradizionale, ma anche arricchire il pacchetto di servizi, e questo probabilmente è stato uno degli elementi che ha convinto in particolare i clienti dal centro Europa a visitare le nostre spiagge e a soggiornare lì. A spendere di più nella nostra regione sono i turisti tedeschi, statunitensi, francesi e cinesi. Calano russi e brasiliani a causa della criticità economica degli ultimi anni in entrambi i mercati. La maggioranza dei turisti ha alloggiato in strutture ricettive extraalberghiere ed il 75% ha scelto l'alloggio sul web, prenotando direttamente online 7 volte su 10. La cronaca giudiziaria adesso con 2 decisioni che fanno discutere. La prima viene da Venezia, ce la racconta Ilaria Marchiori e riguarda, ricorderete, la tragedia in gondola in Cana del Grande nel 2013. Ilaria. Buongiorno da Venezia. È stato respinto il ricorso della moglie di Joachim Vogel, il turista tedesco che è morto nell'agosto del 2013 schiacciato da un vaporetto mentre era in gondola con la sua famiglia proprio sotto il ponte di Rialto. A dicembre, quando il Tribunale Civile di Venezia aveva bocciato la sua causa, il conto da saldare era poco più di 250.000 euro. Ieri invece l'appello civile ha dichiarato inammissibile il ricorso, alzando addirittura la cifra e portandola a 168.000 euro in più tra spese dirette e percentuali. Dunque in tutto si tratta di 420.000 euro il saldo che la donna dovrà versare ai piloti ACTV, ai gondolieri e al tassista protagonisti dell'incidente. Per i giudici d'appello l'impugnazione, hanno scritto, è dichiarata inammissibile in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, dal momento che il Tribunale ha affrontato in modo corretto le questioni proposte. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. E poi c'è un'altra decisione, una sentenza di appello. Siamo nel Padovano che accoglie la richiesta degli avvocati della difesa del sedicenne che nel 2017 a Selvazzano uccise il padre in casa. Nel marzo del 2017 uccise il padre sparandogli a bruciapelo un colpo alla nuca con il fucile del nonno. Davanti ai carabinieri che lo interrogarono disse che aveva premuto il grilletto per gioco. All'epoca dei fatti il figlio di Enrico Boggianna aveva appena 16 anni. Oggi il ragazzo, diventato maggiorenne, potrebbe tornare presto in libertà. Durante il processo di secondo grado la Corte d'Appello minorile ha accolto la richiesta dell'avvocato difensore del ragazzo che chiedeva la messa in prova. Una decisione che ribalta la sentenza di primo grado che condannava il giovane a 10 anni e 8 mesi per l'omicidio del padre con l'aggravante della premeditazione. Ora è stato predisposto un programma impegnativo per i prossimi 3 anni che il ragazzo dovrà trascorrere in una comunità. Dunque dal prossimo 2 giugno ogni misura restrittiva verrà meno, anche se il neo 18enne continuerà a vivere in una comunità che lo aiuterà nel suo percorso di recupero. Il 24 marzo del 2017 il ragazzo, dopo essere rimasto a casa da scuola, andò a fare visita alla nonna. Lì in camera da letto prese il fucile del nonno, lo portò a casa e lo nascose. Quando il padre tornò dal lavoro mangiarono assieme e mentre si stava riposando in divano il ragazzo gli sparò alle spalle, poi uscì a nascondere l'arma e rientrò fingendo di trovare il corpo del padre. Ora una sconcertante vicenda che viene dalla Marca trevigiana, un bimbo preso di mira sullo scuolabus da 2 ragazzine per il colore della pelle, poi la denuncia della mamma su Facebook.
Bullizzato sullo scuolabus perché nero, a raccontare la sconcertante vicenda la mamma del ragazzino sulla pagina Facebook che promuove l'integrazione Cara Italia. L'11enne, mamma trevigiana e papà senegalese, mercoledì mattina è salito sul pulmino per andare a scuola e mentre stava per sedersi sulle ultime file, le prime sono riservate agli alunni delle elementari, è stato preso di mira da due ragazzine di 2 anni più grandi che gli hanno intimato di non sedersi con una frase agghiacciante: i negri si siedono davanti, i bianchi dietro. Poco dopo l'11enne è stato anche schiaffeggiato e spinto verso l'uscita. Molto turbato, il bambino, una volta arrivato a scuola, ha ricevuto il sostegno e l'attenzione da professori e compagni che insieme sono andati a denunciare il fatto alla direzione della scuola. Sulla vicenda è intervenuta anche l'amministrazione del comune trevigiano dove si è verificato l'episodio e ieri sullo scuolabus è salito il comandante della polizia locale per spiegare ai giovani studenti la gravità di questi atti. Sono state contattate anche le due ragazzine ed i loro genitori. La mamma dell'11enne nel frattempo è stata contattata da tantissimi genitori pronti, scrive nella pagina Facebook, ad appoggiarmi per non lasciare in sordina questa storia perché convinti di non voler vivere in un paese dove si possano verificare episodi del genere. Spero, conclude la mamma, che quelle ragazzine capiscano che per non perdere l'opportunità di vedere la bellezza nel mondo e di arricchire la loro anima, devono iniziare ad aprire gli occhi, a riflettere, ad amare se stesse per poter dare e ricevere amore. Di nuovo la cronaca giudiziaria, siamo nel Padovano, un medico a processo per abusi sulle pazienti. Un'accusa pesante per un medico che fu in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella. Secondo la denuncia sporta dallo stesso ospedale, il professionista aveva abusato di 6 pazienti, mentre queste si stavano sottoponendo a visite d'urgenza. I fatti che riguardano il medico, 46enne, si sarebbero svolti nel 2016. Il licenziamento del medico da parte dell'ospedale è stato relativamente semplice in quanto si trattava di un contratto in periodo di prova. Ora, dopo una perizia psichiatrica, il percorso giudiziario proseguirà in tribunale. La direzione sanitaria sottolinea che il nosocomio si è attivato a tutela di una delle pazienti che si era rivolta ai propri uffici per cercare ascolto e supporto, facendo scattare l'inchiesta. Ed ora invece il blitz della finanza con un professionista vicentino che per 4 anni non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Per 4 anni non aveva presentato la denuncia dei redditi per la sua attività professionale di disegnatore tecnico industriale. La Guardia di Finanza l'ha scoperto, denunciato alla Procura, la quale in via preventiva gli ha sequestrato casa, studio, altri immobili e capitali per oltre 334.000 euro. Il professionista, con sede di lavoro e residenza a Vicenza, è accusato di evasione totale delle tasse per gli anni tra il 2013 e il 2016, durante i quali non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Il fatturato, però, c'era, pari al valore dei beni mobili e immobili sequestrati dalla Procura. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Vicenza avevano infatti ricostruito i ricavi e il volume d'affari, anche recuperando documenti presso i clienti del professionista, e hanno sottoposto gli accertamenti al giudice Massimo Gerace, che ha disposto il maxi sequestro dei beni. Allora il difficile percorso verso l'autonomia, il lungo percorso verso l'autonomia, ieri i dubbi del Ministro del Sud, Barbara Lezzi, che è tornata a parlare di autonomia con i dubbi sulle cifre e anche sul settore della scuola. Stamane le parole del Presidente della Camera, pentastellato, Roberto Fico, che a margine dell'iniziativa sull'ambiente in Campidoglio ha detto: l'Italia è una repubblica indivisibile, poi la Costituzione prevede anche il passaggio sulle autonomie, ma è importante che il Parlamento ne discuta approfonditamente, la questione si deve dibattere, il Parlamento è centrale, quindi i dubbi ancora soprattutto da parte pentastellata, più che altro sulla la necessità di dibattere a lungo sulla questione autonomia per avere una riforma fatta a dovere. Intanto però le categorie premono, le categorie economiche, lo sappiamo, ieri se ne è parlato al roadshow di Confindustria. L'autonomia del Veneto rientra perfettamente in un contesto europeo nel quale le regioni più efficienti diventano traino e non divisione. È quanto emerge dal roadshow di Confindustria, che ha incontrato nella sua sede veneziana i candidati delle varie forze politiche alle prossime europee. Presente il leader nazionale degli industriali Vincenzo Boccia, che assieme al presidente veneto Matteo Zoppas ha sottoposto all'attenzione dei candidati le proposte delle imprese per l'Europa di domani.
Resta da capire come possano amalgamarsi le visioni europee, europeiste e nazionali dell'associazione di categoria con l'ormai impellente necessità di autonomia del Veneto. La volontà di autonomia deve recuperare efficienza all'interno della regione, non deve costruire nuovi centralismi, mi sembra che questa è la linea di direzione, quindi un'Europa all'interno della quale ci siano regioni che sono più efficienti e che chiaramente governano al meglio ci può essere senza far venire meno la cosiddetta politica di coesione, ma sono elementi che sono compatibili e non antitetici. Resta il fatto che il Veneto, locomotiva del paese, ha bisogno di briglie sciolte e non di legacci, paletti e pastoie, per non parlare del fatto che chi fa impresa vuole in primis uscire dal clima da campagna elettorale nel quale l'Italia vive ormai da mesi. Le imprese venete sono una delle locomotive d'Italia, senza scontentare gli altri. Siamo delle imprese molto, molto importanti del nostro paese, siamo dei generatori di idee e di valore aggiunto, dobbiamo poterlo capitalizzare perché le zavorre che noi abbiamo da questo sistema paese devono vedere un trend che si inverte, quindi senza fare puntare per forza il dito su questa classe politica di oggi, ma in genere abbiamo bisogno che la politica cominci a invertire il trend. Ecco quindi il richiamo di Confindustria alla politica. Noi stiamo aspettando che si muova qualcosa, è strano che ci sia un consenso dichiarato politico da parte di tutte le parti, soprattutto in Veneto, ma in qualche modo la cosa è arenata lì. Questo è un esempio di quanto male possa fare una incertezza o non maggioranza netta di un sistema politico. Un lupo a spasso in pieno centro ad Asiago, in centro abitato, le immagini dopo la pubblicità. Ed eccoci in studio allora, in diretta ad Asiago con il lupo ripreso da un automobilista in pieno centro città. Guardate un po' queste immagini shock che stanno facendo il giro del web. Un lupo in pieno centro ad Asiago, in zona via Dante Alighieri, inseguito dall'auto di chi ha girato il video per poi far perdere le sue tracce. Diventa sempre più inquietante la presenza del predatore che pare non abbia alcuna paura dell'uomo e si addentra in pieno centro abitato. E sempre il lupo si è avventato contro l'ennesima vittima, una capriola a Gomarolo di Conco, sbranata, come si vede dalla foto che ci ha girato un nostro telespettatore molto preoccupato, visto che non manca molto all'alpeggio, quando le vacche e le pecore saranno portate in montagna dalla pianura. Sono sempre più i malghesi che preferiscono restare a casa. Non solo lupi sull'altopiano, in centro ad Asiago, anche un tasso che si aggira lungo il corso. E c'è anche il tema dei lupi, ovviamente del contenimento della questione lupi sul territorio, tra i punti nel programma del Partito Animalista, partito che si presenta alle elezioni europee del 26 maggio. Europee 2019, per la prima volta in Italia il Partito Animalista si presenta e sarà in lista con propri candidati su tutto il territorio nazionale. Una visione nuova dell'ambientalismo che vede uniti 11 movimenti animalisti di altrettanti stati europei. Il Partito Animalista Italiano fa parte di un gruppo che è costituito da 11 partiti europei animalisti chiamato Animal Politics EU e noi ci candidiamo per dare il nostro contributo alla causa animalista dall'Italia. Il programma è quello concordato con gli altri partiti animalisti europei nell'ottica della difesa dei diritti degli animali e dell'ecosistema e di riflesso di tutti gli esseri umani. Una delle richieste più importanti sicuramente è chiudere gli allevamenti intensivi, che questo oltre a essere una proposta animalista è anche una proposta importantissima per quanto riguarda l'ambiente, essendo gli allevamenti intensivi la principale causa di inquinamento al mondo e di surriscaldamento globale. Per quanto riguarda le sfide territoriali nel nostro paese, se al sud uno dei problemi da affrontare è quello del randagismo, a nord-est molto sentite sono le problematiche legate alla crescente presenza di fauna selvatica, dai lupi ai cinghiali alle volpi. Le soluzioni vanno semplicemente prese cercando di non usare la violenza, ma di usare la domesticazione degli animali. Così come abbiamo fatto con tantissime specie che oggi abbiamo in casa, questo non vuol dire che non dovrebbero più esistere a livello selvatico, però sicuramente possiamo andare incontro agli animali e metterli in una condizione di non essere dannosi per l'essere umano senza doverli necessariamente uccidere. Alle urne del 26 maggio alle europee c'è anche il Partito Comunista. Ci sarà il Partito Comunista, ci sarà la falce martello.
in tutta Italia, in tutte le circoscrizioni, da Lampedusa a Bolzano, da Torino a Bari. In corsa con il simbolo del quale sono orgogliosi perché rappresenta una storia lunga quasi un secolo, il Partito Comunista alle urne per contare in Europa, perché sostiene il leader Marco Rizzo, l'Europa va cambiata, nel profondo. Abbiamo presentato la lista del Partito Comunista perché siamo coerentemente contro questa Unione Europea, coerentemente contro l'euro, coerentemente contro la NATO. E lo diciamo, usiamo questo aggettivo della coerenza per criticare quelle forze politiche come la Lega, ma anche il Movimento 5 Stelle, che hanno fatto una critica giusta sull'Unione Europea, ma poi si sono ritratti. Al bando le ipocrisie, dunque i falsi proclami di chi fa sempre marcia indietro, e tra i punti salienti del programma c'è ovviamente il cardine storico del partito, il lavoro. Nel nostro programma c'è scritto che dobbiamo lavorare tutti, lavorare meno e, aggiungo io, lavorare meglio, perché abbiamo di fronte un'alternativa, quella della barbarie, quella del comando assoluto mondiale, di una globalizzazione senza sentimenti, fatta da persone che neanche si conoscono e che hanno un potere immenso tra le loro mani. Torna il Gay Pride a Treviso dopo 3 anni, l'annuncio ieri da parte delle associazioni LGBTE, e c'è stato il via libera, l'accordo con il comune di Treviso. Il sindaco leghista Mario Conte spiega così il perché del suo sì. Ricordo che il Gay Pride quest'anno si svolgerà in tutte le città capoluogo del Veneto, arriverà anche a Treviso. Io credo che se questo è l'atteggiamento che l'associazione ha assunto nei confronti dell'amministrazione, andrà tutto nel migliore dei modi, senza polemiche, perché alla base c'è il rispetto tra le persone. Un dialogo pacato e sereno basato sul rispetto reciproco arriva a sorpresa il via libera del comune di Treviso all'edizione 2019 del Gay Pride, quella manifestazione per i diritti omosessuali che 3 anni fa aveva portato la Lega con tutto il centrodestra a contrastare duramente la decisione della giunta dell'allora sindaco Manildo, e più di qualcuno si è stupito dell'ok di Casugana dopo la decisione dell'amministrazione di uscire lo scorso febbraio dalla rete dei comuni contro le discriminazioni per orientamento sessuale. Noi abbiamo deciso di uscire dalla rete Redi, ma non ci tiriamo indietro quando è ora di manifestare e di combattere a favore dei diritti civili. Dalle note posizioni gentiliniane sugli omosessuali, la svolta di Conte appare totale, come totale, ribadisce il sindaco, è la fiducia negli organizzatori del Gay Pride. Loro sanno che anche per la buona riuscita della loro iniziativa questa manifestazione deve essere sobria e rispettosa nei confronti di tutti, quindi sono assolutamente certo che non ci saranno eccessi. Le prescrizioni che verranno date al corteo arcobaleno, precisa il sindaco, saranno quelle di tutte le altre manifestazioni che si svolgono in città. Ci sarà un vaglio della Polizia Municipale e della Questura, ma esclusivamente per questioni di ordine pubblico, non certo per questioni ideologiche. Adesso la donata nazionale degli alpini, al via a Milano proprio in queste ore la 92esima donata nazionale degli alpini, l'appuntamento più atteso delle penne nere. Il programma ha visto in queste ore alle 10 l'alzabandiera in piazza Duomo, e proseguirà poi nelle prossime ore con gli appuntamenti previsti nel calendario degli alpini. Intanto cominciano ad arrivare le tante penne nere del Veneto, come quelle trevigiane, quasi oltre 2000 quelle da Treviso. Passa e incede la sezione di Treviso. Il grosso sarà su alla Fiera di Rho, dove ci saranno gli alloggi collettivi, e per quanto riguarda gli accampamenti, camper e quant'altro, zona San Siro. Una grande città metropolitana, Milano, sicuramente più dispersiva nella logistica di tante altre che hanno accolto gli alpini. Per questo, nonostante l'importanza storica della ricorrenza, le previsioni degli arrivi non puntano nemmeno ad eguagliare il record di Treviso del 2017. Prevediamo circa 400.000 persone, Treviso sono stati 650.000 nei 3 giorni. La zona dove ci sarà la donata sarà Piazza Duomo, tutta la parte del Duomo, Castello Sforzesco e il parco.
E la giornata della vigilia le penne nere trevigiane hanno voluto onorarla con i più piccoli, ottemperando uno dei cardini dell'ANA, che è proprio quello di fare cultura ed insegnare alle giovani generazioni la storia ed i valori del territorio. Eccoli quindi in visita ai luoghi della Grande Guerra con gli alunni dell'elementare Foscolo di San Gaetano. È giusto che i bambini capiscano già dalle elementari soprattutto il territorio in cui vivono e poi cosa è successo in questo territorio. Un popolo senza radici non ha futuro, quindi è il nostro volere e compito di cercare di aiutare questi ragazzi a crescere con un'identità. Quindi per questa cosa noi facciamo queste cose all'interno delle scuole e non solo. Questa sera nei nostri telegiornali tutte le immagini da Milano, della prima giornata da Milano, e poi domenica l'appuntamento con lo sfilamento delle penne nere. Come sempre Antenna 3 seguirà in diretta l'evento più importante della Dunata dalle 9 del mattino di domenica 12 maggio per tutta la giornata. Potrete seguire l'evento più importante della Dunata nazionale. Adesso fra pochissimo le 13, questa sera 20:10 per parlare di cultura e storia con Marco Biscione, direttore del Museo M9 di Mestre, e lo storico bellunese Alessandro Del Bianco. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento. Tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, sarà dunque una giornata prevalentemente soleggiata. Vediamo il dettaglio di venerdì 10 maggio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutte le province con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si esclude però qualche occasionale piovasco pomeridiano sui monti del Bellunese. Temperature minime tra 3 e 12 gradi, massime in aumento, oscillanti invece tra 17 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà protagonista della giornata di venerdì, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 17 e 20 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, con cielo al massimo poco nuvoloso, con qualche addensamento sui settori di confine, tuttavia del tutto innocuo. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime piuttosto gradevoli sui 22 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.